tranquillamente. Mai. L'aspetto archivistico è un elemento cruciale per la memoria di Papa Luciani. Albino fu il Papa dei 33 giorni, salì al soglio pontificio il 26 agosto di 42 anni fa e morì la notte del 28 settembre. Un evento inatteso quanto scioccante, attorno al quale negli anni si sono susseguite ipotesi discusse. La causa per la beatificazione di Giovanni Paolo I è stata accompagnata da una ricerca puntuale che è giunta a un punto decisivo. È di ieri la notizia della svolta su una presunta guarigione straordinaria avvenuta per intercessione di Giovanni Paolo I nel 2011 in Argentina, nella diocesi di Buenos Aires. La fase diocesana del processo Super Miro si è chiusa nel novembre 2017 e l'iter giudiziale presso la Congregazione delle Cause dei Santi è ora giunto alle sessioni di esami conclusive. A darne la notizia è stata la vice postulatrice del processo canonico Stefania Falasca, firma di Avvenire, che ha ricostruito minuto per minuto, ora dopo ora, sulla base dei referti medici, delle indagini e delle testimonianze che erano secretate nella Posizio, quel che accadde in Vaticano e negli appartamenti papali i giorni prima del decesso, la notte del trapasso e i giorni successivi. Una ricostruzione che ora fa il paio con la nascita del Comitato Scientifico nella Fondazione Vaticana istituita da Papa Francesco. Il comitato è stato nominato dal segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, che tra i suoi componenti è scelto anche Loris Serafini, agordino, archivista e direttore del Museo Albino Luciani. Nel pomeriggio a Canale d'Agordo folla di fedeli alla messa concelebrata dal vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni e il consueto via vai dal centro del paese alla dimora di Albino Luciani, che è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.